Cari amici di portogruaro.veneto.it, oggi sono andato in trasferta a Pramaggiore, un comune del veneziano con circa 4.000 abitanti al confine con la provincia di Pordenone, per vedere se è stato ripristinato il funzionamento di alcune moderne fontane poste di fronte al municipio. Si tratta di opere recentemente realizzate nell'ambito del piano di riqualificazione della zona contermine al municipio. Nello scorso mese di maggio, un pramaggiorese, particolarmente assetato dopo una lunga corsa, aveva mostrato impietosamente con la propria telecamera come dalla suddetta fontana e dai suoi due rubinetti non sgorgasse nemmeno una goccia d'acqua. Anche le vasche erano completamente all'asciutto, tant'è che questo cittadino, dopo aver segnalato ripetutamente al proprio comune questo disservizio, senza ottenere alcuna risposta, aveva polemicamente proposto di riempire le vasche con della terra per farne un bel praticello che ravvivasse la piazzetta antistante il municipio. Dentro. Allora facciamo una roba, perché non le riempiamo d'erba, no? Ecco una bella proposta. Tutto quanto pieno d'erba e si pianta qualcosa, così nessuno ci casca dentro anche, no? Perché non ci si mette erba dentro qua? Ci mettiamo erba, così c'è anche un po' di verde, no? Facciamo un'opera artistica tipo la fontana verde, no? No, visto che il verde tra l'altro purtroppo per i leghisti è anche sparito un po' in paese, no? Riempiamo di verde, no? Mettiamo, almeno servono qualcosa, si vedono alberi, si vedono cespugli, che cavolo ne so io, la prego sindaco. La problematica sollevata da questo cittadino mi è parsa degna di essere approfondita, così all'inizio del mese di giugno ho inviato anch'io una email al sindaco di Pramaggiore, Leopoldo Demo, per sapere le ragioni che hanno spinto gli amministratori locali a chiudere queste fontane, chiedendo al contempo quando sarebbero state eventualmente riattivate. Ma dal sindaco di Pramaggiore non ho ricevuto alcuna risposta, come se la questione delle fontane fosse solo cosa loro e dove nessun altro aveva il diritto di mettere il becco. Oggi sono tornato sul luogo del misfatto e con mia somma meraviglia ho notato che è stata riattivata la fontana. L'acqua ha riempito tutte le vasche, mentre dai due rubinetti a pressione fuoriesce copiosa l'acqua. Tutto bene, direte voi? Ebbene no, a pochi passi dal municipio c'è una fontanella che dovrebbe servire a dissettare il passante di turno con il suo zampillo, ma come potete vedere dalle immagini non funziona. Insomma, a Pramaggiore è tornata a scorrere l'acqua nelle fontane, mentre rimane saldamente arenato il dialogo ed il confronto tra il sindaco Demo, alcuni suoi concittadini ed il sottoscritto, che chiedevano spiegazioni sul mancato funzionamento delle fontane cittadine.